Buonasera. Ospite per questo incontro, che è l'incontro conclusivo della rassegna Resistere del 2021, è Guido Tonelli, fisico del CERN di Ginevra, uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, insegna all'Università di Pisa e, fortunatamente per tutti noi, dedica un po' di tempo anche alla divulgazione scientifica. Qui a Bassano lo ricordiamo perché è venuto in una precedente edizione a parlarci di Genesi, il grande racconto delle origini. Dopodiché, parecchie volte ci è stato chiesto dai nostri lettori di poterlo avere ancora con noi. È qui, questa volta per un altro libro, Tempo, il sogno di uccidere Cronos, edito da Feltrinelli. Tempo affronta domande che filosofia, arte, mito e scienza si sono posti nei secoli. Che cos'è il tempo? Il tempo ha un inizio e una fine? C'è un tempo che va oltre gli uomini, diverso per l'infinitamente grande e diverso per l'infinitamente piccolo? Il tempo è il rassicurante fluire di un passato, di un presente e di un futuro, o esiste un punto di vista che può scombinare questa visione? Sono alcune domande che incontriamo nella lettura del libro. Un viaggio che potrebbe darci una qualche vertigine, ma stasera siamo accompagnati del professor Tonelli e lo affrontiamo con più tranquillità. Professor Tonelli, prego. Buonasera. Buonasera e fatemi dire che sono felice di vedere persone in carne e ossa, di cui posso vedere gli occhi. È una bellissima cosa la possibilità di poter riprendere questo dialogo, questi incontri. Stasera faremo un viaggio insieme, quindi state comodi, allacciatevi le cinture perché in alcuni tratti il percorso sarà accidentato. E faremo un viaggio che attraversa il tema del tempo. Che cos'è il tempo? Una lunga riflessione filosofica da migliaia di anni. Che cos'è il tempo per la scienza moderna? Cosa sappiamo del tempo noi scienziati? Ma per partire vorrei partire da un grande poeta, da William Shakespeare. C'è una frase che mi ha sempre colpito, dell'Amleto, famosa tragedia. In inglese è "the time is out of joint", che la trovo meravigliosa, vuol dire il tempo è fuori dai cardini. E Amleto la pronuncia quando è successo che ha visto lo spettro del padre, quindi i morti si sono mescolati ai vivi e il tempo, come se fosse un qualche cosa che ruota intorno a un cardine ben oliato, ha cominciato a girare in maniera disordinata. Si sono rotte le genealogie, il padre gli ha confessato, lo spettro del padre, di essere stato assassinato dal fratello Claudio con la complicità della madre, quindi è l'esplodere della tragedia. E Shakespeare riesce con queste frasi a raccontare cosa succede alla sensazione umana del tempo quando una tragedia immane cade, precipita, travolge l'umanità. Noi oggi sappiamo cosa vuol dire il tempo è uscito dai cardini, l'abbiamo vissuto in questo anno e mezzo di pandemia, quando cioè la morte si è unita ai viventi, abbiamo visto la sofferenza di cari, di persone amiche, abbiamo visto dolore e disperazione e paura. E abbiamo sentito che si stava interrompendo qualcosa nel fluire ordinato e regolare delle nostre esistenze. Abbiamo visto la nostra esistenza spezzarsi in due, come quando c'è un terremoto o un trauma. Le nostre vite sono un prima e un dopo. Ora guardiamo alla nostra vita di 2 anni fa e ci sembra passato 5 anni. Tutto è scorso a una velocità diversa da quella abituale. Le emozioni, la paura, ci hanno fatto distillare quegli istanti come se fossero ore. Tutto ha cambiato dimensioni.
Ecco, questo è un esempio di quello che succede a noi umani quando il fluire regolare e tranquillo del tempo a cui siamo abituati viene immediatamente, subitaneamente interrotto per un qualche motivo. E per farvi capire meglio questo vi racconto due storie. Cominciamo con due storie. E sono due storie che riguardano la mia famiglia, riguardano me. La prima storia è la storia di un cavatore che si chiamava Emilio Folegnani e che lavorava il marmo nelle Apuane, il marmo bianco bellissimo delle Apuane. E il cavatore Emilio era un omone con mani dure. Il suo lavoro era lo scalpellino. Quando si cava un blocco di marmo ci sono alcuni lati del blocco che sono già quasi finiti perché la sega che lo taglia è abbastanza precisa, il filo diamantato allora era un filo d'acciaio con sabbia, però c'è sempre un lato, quello che si stacca dalla montagna, che è grezzo e che va rifinito, e allora si rifiniva a mano con un mazzuolo e uno scalpello molto pesanti, un lavoro molto duro, bisognava impiegare mazzuolo e scalpello per rifinire. Era un uomo di poche parole, come tutti i cavatori, abituato a una vita dura, abituato a maneggiare la dinamite, perché serviva anche quella in cava, abituato a scambiare monosillabi con i propri compagni di lavoro, con la moglie, con la figlia, con la famiglia. Era un uomo che lavorava nelle cave, come succedeva in molti posti, in Veneto soprattutto, ma anche dalle nostre parti, dalle 4 del mattino fino verso le 2 e poi arrivate le 2 andava a casa e lavorava nei campi. Non si finiva mai di lavorare a quell'epoca. Quell'uomo così duro in un'occasione parlò e raccontò una storia e parlò per più di 5 minuti, cosa del tutto inusuale. E raccontò la storia di quando si è trovato nel 61 in un campo, vangava, e alle 8:30 del mattino di colpo è venuto buio. Era un'eclisse, era l'ultima eclissi di sole che c'è stata nel nostro paese, totale. Lui non lo sapeva, a quel tempo giornali, televisione, diciamo, non erano così diffusi e in quel paese, Equiterme, un paesino di 300 abitanti, la notizia non si era sparsa, non si era diffusa. Oggi c'è molta attenzione se c'è un'eclisse, se c'è un evento astronomico di queste proporzioni. Allora no, lui non sapeva nulla e pensò è la fine del mondo e si inginocchiò e cominciò a pregare. E mentre raccontava le lacrime gli scendevano dagli occhi. E quell'uomo era mio nonno. Quindi vedete, stiamo parlando di una paura ancestrale che prende noi umani quando il ritmo regolare del tempo si interrompe, e questa paura ancestrale fino a poche generazioni fa era un'esperienza di tutti, no? Oggi noi siamo abituati a considerare questi fenomeni come fenomeni anche spettacolari, no? In cui la gente va a vedere le eclissi di sole. Allora c'era ancora nell'umanità questa antica paura che di colpo qualcosa interrompesse questo fluire ordinato e sereno che regola le giornate. La terra che gira su se stessa definisce il giorno e la notte, la luna che orbita intorno alla terra ed è il mese, le fasi lunari, il sistema terra-luna che orbita intorno al sole ed è l'anno, e questi cicli che sono cicli che sembrano perenni e sembrano imperturbabili, hanno definito per millenni la vita degli uomini su questo pianeta e hanno definito la nostra concezione del tempo. Quando è successo qualcosa che ha perturbato questi cicli, ne è nato il panico, ne è nata la paura. Quando qualcosa sembra interrompere questo ciclo ordinato e tranquillo, di colpo si precipita nel terrore. La seconda storia che vi voglio raccontare invece riguarda il mio ultimo nipotino, che si chiama Jacopo e che ha ora 2 anni e mezzo, ma l'episodio a cui mi riferisco è avvenuto quando aveva 1 anno e mezzo, quindi 1 anno fa.
Jacopo è un bambino, è un piccolo gigante, perché la madre è mingherlina, il padre è austriaco, è un ragazzone di 1,95 m, quindi è già un bebè gigantesco, no? Fin da piccolo, fin dalla nascita, sprizzava energia da tutti i pori. Ed è una gioia vederlo giocare. I nonni e i genitori, come tutti i nonni e i genitori, cercano di procurargli i giochi più divertenti. E quindi ogni tanto regalano, no, vanno in quei negozi di giocattoli di legno, con costruzioni molto simpatiche. E per lungo periodo Jacopo, ignorava del tutto questi giochi. E a cosa giocava? Lui giocava con le trottole, faceva girare qualunque cosa. Passava ore a far girare i tappi delle bottiglie, qualunque cosa gli davi in mano, anche il giocattolo più sofisticato, lui provava a farlo girare ed rimaneva incantato a vedere quando riusciva a ottenere un asse di simmetria opportuno e l'oggetto continuava a girare sul pavimento in certe condizioni. Ricordo, regalammo una macchinina, lui la prima cosa che fece non la fece correre, ma la rovesciò sul tetto e la fece ruotare. E perché racconto questo episodio? Racconto questo episodio perché in quel bambino, che attraverso la ripetizione del movimento scopre la possibilità di dominio del mondo, no? Gioiva del fatto che lui produceva qualcosa e lo poteva riprodurre, no? Io faccio ruotare questo tappo di un contenitore di liquido per lavastoviglie e poi scopro che lo posso ripetere e più lo ripeto e più aumenta la mia gioia. La ripetizione, il controllo. Vedete, questo incanto, l'incanto delle trottole, è lo stesso che abbiamo noi quando guardiamo no, il ripetersi ciclico delle stagioni, quando riscopriamo la primavera, quando vediamo le fasi della luna. È l'incanto dell'umanità bambina che ha scoperto i cicli regolari del tempo e delle stagioni e si è organizzata per seguire questi cicli. È qualcosa di profondo, come la paura di mio nonno, vedete le 5 generazioni, la paura di mio nonno che di fronte all'eclissi in essa risuona la paura atavica di migliaia di generazioni, e così la gioia del nipotino che controlla le trottole e riesce a produrre questo movimento così regolare e ripetitivo, è la gioia dell'umanità che scopre le leggi che regolano gli astri, scopre le leggi del tempo e scoprendo le leggi le domina e dominandole è pacifica. Vedete, in tutte le epoche, in tutte le società, in tutte le civiltà, se voi ci fate caso, chi dominava le civiltà erano i sapienti che conoscevano le leggi del tempo, che definivano il calendario, che potevano prevedere un'eclissi, o che potevano prevedere un'alluvione benefica, che avrebbe dato raccolti proficui, no? In qualche maniera è come se non venisse riconosciuta a nessuno l'autorità di poter dominare la società, organizzandola e quindi producendo ordine nella società, se questa persona o questo gruppo sociale non riusciva a mettere ordine nell'esterno. Cioè ti riconosciamo l'autorità di governare la comunità proprio perché tu hai capito come si governa il mondo esterno, l'hai capito conoscendone le leggi, hai studiato le leggi dell'astronomia, dell'astrologia e così via. Quindi vedete, la storia del tempo si intreccia con le nostre paure più profonde e con la storia della nostra civiltà. Bisogna partire da un punto, che è il punto su cui, diciamo, credo che tutti conveniamo, che noi umani, come molti animali, come anche alcuni insetti in realtà, abbiamo un fortissimo senso del tempo. Cioè noi qui ci siamo messi d'accordo di cominciare alle 9:15, 9:20 e ci siamo radunati in un certo posto a una certa ora. Ecco, questo senso del tempo è uno strumento fondamentale di sopravvivenza, che abbiamo in quanto animali,
E infatti non siamo i soli animali ad avere senso del tempo. Se non avessimo senso del tempo, sarebbe veramente difficile la sopravvivenza. Il senso del tempo ci permette di organizzare le cose che ci capitano in una sequenza causale, cioè c'è un prima, un durante, un dopo, io collego, no? Ho visto i cercatori mangiare delle foglie o dei funghi e poi sono morti, quindi quelle foglie o quei funghi sono pericolosi. Costruisco una relazione causale perché ho messo in relazione temporale gli avvenimenti. Questa cosa è fondamentale per la sopravvivenza. Non saremmo qui a discutere se non avessimo avuto questo sesto senso. Il senso del tempo non ha un organo specifico. Non c'è l'occhio, l'equivalente dell'occhio, che gioca per il tempo lo stesso ruolo che l'occhio gioca per la vista. È qualcosa di organizzato nel cervello, nel nostro cervello, che raccoglie molti stimoli, molte informazioni e le organizza. Sono stimoli visivi soprattutto, sono aspettative, costruzioni mentali e sono tutti gli altri sensi che sono in operazione. Attenzione, i neuroscienziati ci dicono che l'area del cervello che è preposta a definire il nostro senso del tempo è un'area del cervello che è molto vicina ai centri che definiscono le emozioni. Ecco perché comprendiamo perché il tempo della pandemia ci è sembrato così anomalo, no? Perché il tempo va fuori dai cardini. Perché quando abbiamo paura, il tempo scorre a una velocità diversa. Il nostro senso del tempo è alterato in maniera profonda da sentimenti di paura o di aspettativa, no? È famoso l'esempio che viene citato: se stai seduto per 10 secondi su una stufa rovente, quei 10 secondi ti sembrano un'infinità. Se sei in una piacevole conversazione con la ragazza o il ragazzo con cui sogni di stabilire una relazione, un'ora di conversazione ti sembra un istante, no? Queste emozioni, le nostre emozioni, giocano un ruolo decisivo nel definire il nostro senso del tempo, ma quel senso del tempo lì l'abbiamo noi, l'hanno molti altri animali. Per esempio, lessi tempo fa di esperimenti fatti con le api, quindi con insetti. Veniva praticamente messa a disposizione cibo per le api in posti prestabiliti a un orario stabilito, no? E non solo le api si presentavano nel posto giusto al momento giusto, ma comunicavano anche alle altre api dell'alveare la novità. In quel particolare posto, in quel particolare momento ci sarà cibo. Il segno evidente che c'è non solo una capacità di memorizzare e di organizzare il tempo, ma anche di trasmetterlo, no? Non sappiamo bene attraverso quali meccanismi, ma è un dato empirico. Quindi vedete, senso del tempo è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Se non avessimo avuto senso del tempo, come umani, come scimmie antropomorfe, non saremmo riusciti a colonizzare tutto il pianeta. Quindi è fuori discussione che questo è un qualcosa di molto concreto e di molto reale. Il senso del tempo, tuttavia, è uno strumento che noi abbiamo sviluppato e raffinato essenzialmente per motivi pratici, no? Ma l'abbiamo raffinato e sviluppato per consentirci di abitare sulla Terra. Quindi dovete tenere presente che questo strumento è lo strumento giusto per orientarsi su questo pianeta. Allora qui cominciano i problemi, no? Perché? Perché per molti secoli, per qualche migliaio di anni, questo senso del tempo era condiviso da scienziati, filosofi e persone comuni. Cioè, quello stesso senso del tempo che ci dice, ci vediamo a Piazza del Mercato quando il sole è alto nel cielo, quando non c'erano gli orologi, oppure ci troviamo al Bar Tal dei Tali alle 5:40, quella concezione del tempo come di un qualcosa che scorre, uguale per tutti gli abitanti del pianeta, nello stesso modo, diciamo,
era considerato un dato di fatto, no? Era considerato un'ovvietà, no? Noi ci muoviamo nello spazio, io posso andare qui in fondo a questa sala, posso andare a sinistra, posso andare a destra, oppure posso stare qui ad aspettare e il tempo passa, no? Come se ci fosse per tutti un orologio che ticchetta, tic-tac, tic-tac, no? E uno può essere un po' in ritardo, un po' in anticipo, ma l'orologio è lo stesso per tutti. Quindi questa idea che ci fosse un tempo che batte per tutti nello stesso modo è un'idea estremamente radicata. E attenzione, è ancora oggi estremamente radicata in noi. E ovviamente continuiamo ad usarla, la usiamo quotidianamente. La usiamo quotidianamente. Attenzione, su quest'idea si è sviluppato il pensiero filosofico, no? Il pensiero filosofico fin dai tempi più lontani. Perché ho intitolato il libro Il sogno di uccidere Cronos? Perché già i greci avevano capito che questa divinità, Cronos, che divora i propri figli, il mito dice era stato predetto che un figlio l'avrebbe detronizzato, e Cronos, che aveva già detronizzato Urano, il padre, per timore di subire la stessa sorte, divorava i propri figli. Quindi vedete la bellezza del mito greco di rendere in storia una antica paura, no? Da dove viene l'antica paura? Beh, noi siamo qui, siamo umani, abbiamo un'aspettativa di vita limitata, anche ora, allora ancora di più, siamo inseriti in cicli meravigliosi che si ripetono, il sole tramonta e sorge, la luna fa le sue fasi, l'anno attraversa le stagioni. Noi non abbiamo questo andamento ciclico, la nostra vita si spezza, si ferma, no? L'angoscia. Il nostro tempo non è ciclico, c'è un inizio e c'è una fine. Questo, diciamo, scacco, questa, no? Come posso dire, vergogna quasi, no? Cioè, ma come? Noi non valiamo nulla, no? La nostra esistenza non vale nulla perché finisce. E il tempo divora la nostra esistenza. Ecco la rappresentazione. C'è un quadro bellissimo di Goya che fa vedere questo Cronos che proprio strappa le carni ai figli e rappresenta proprio plasticamente questa angoscia, no? Cioè il tempo che distrugge tutte le cose e distrugge anche le tue opere, sbriciola tutto, sbriciola le montagne, sbriciola le vite delle persone. E fra l'altro, e qui è un inciso, forse da questo scacco, da questa paura, sono venute le cose più belle che abbiamo fatto, perché è per questa volontà di vincere il tempo che si sono prodotte le opere d'arte, che si sono prodotte le imprese più belle, che si sono prodotte le teorie, le religioni, le speculazioni scientifiche, la filosofia, cioè produrre un pensiero o una statua o un dipinto o un'opera che superi la nostra esistenza mortale e che vinca Cronos, no? Che sia ricordata nei secoli, no? Achille che non accetta di fare una vita da contadino modesta ma lunga e preferisce la vita del giovane guerriero che sarà interrotta rapidamente ma sarà cantata dagli Aedi per millenni. Orazio che canta un'ode che vuole essere più duratura del bronzo. Gli egizi che costruiscono piramidi che devono competere con le montagne. Vedete? L'anelito a superare la condanna del tempo. Ma, nonostante tutto, resta dentro di noi questa angoscia, questa paura, questa sensazione di una fine ineluttabile, no? Che ovviamente aumenta con il passare dell'età, vedendosi i segni del decadimento, le rughe, no? C'è Rembrandt, un grandissimo pittore, che ha prodotto 48, mi sembra, autoritratti lungo tutta la sua esistenza, no? Che sono meravigliosi. Li produceva per sé, non li vendeva. È come se lui, diciamo, avesse bisogno di mettere su tela le venuzie che apparivano sul viso, i capelli che cadevano,
i tratti che si afflosciavano, no? La sua maniera di raccontarci il correre del tempo. Questo è il ritratto di Dorian Gray, cioè la letteratura, l'arte, la filosofia è attraversata da questa riflessione. E la riflessione filosofica sul tempo ha avuto, qui non c'è tempo stasera, poi non sarei neanche la persona giusta per parlarne, ha avuto un ampio ventaglio di posizioni, ma diciamo sono tutte avvenute, ci sono state posizioni diversissime, tutte avvenute all'interno di uno schema, no? Uno schema in cui i sapienti, cioè filosofi, scienziati, artisti, e la gente comune condividevano la stessa concezione di tempo. Cioè, se Sant'Agostino o Leibniz o Kant parlavano di tempo, o Newton, ne parlavano esattamente negli stessi termini in cui ne poteva parlare il mercante, il bottegaio, la persona comune del loro tempo, no? È una specie di età dell'oro in cui i sapienti parlavano del tempo e la gente comune intendeva benissimo questi discorsi perché si riferivano alla stessa cosa, allo stesso concetto. Questa idea del tempo assoluto, che fa un po' da pandan dello spazio assoluto, è stata diciamo, teorizzata nella sua forma più completa da Newton e poi da Kant, e poi diciamo fra il 600 e la fine dell'Ottocento era senso comune. Cioè, ed è quella che ancora è in vigore oggi. Se parliamo di tempo ancora ci riferiamo a quella, a un orologio, no? Tempo absolutus, cioè non collegato a nulla, che scorre indipendentemente dagli avvenimenti, no? Il tempo scorre e gli avvenimenti avvengono, va bene? Ecco, quella idea agli inizi del Novecento è stata messa in crisi e qui nascono i problemi. È stata messa in crisi da un gruppo di scienziati che si è occupato di problemi apparentemente del tutto insignificanti. Uno di questi, in particolare Albert Einstein, si occupava di immaginare che succedeva a un elettrone, immaginate, l'elettrone è una di quelle particelle che corrono nei fili della corrente, no? O che ruotano intorno agli atomi, collegati al protone, al nucleo centrale dell'atomo, e ragionando diceva, ma se questo elettrone emette un fotone, cioè irraggia, emette una particella di luce, e questo elettrone sta viaggiando, sta correndo, e viaggia già a velocità notevoli, perché gli elettroni sono molto leggeri e possono viaggiare a velocità molto elevate. A che velocità viaggia la luce? Vedete, una domanda. Allora, lui si poneva queste domande all'inizio del Novecento, cioè in un'epoca in cui l'Europa, il mondo, aveva tutt'altre preoccupazioni. Era il mondo della Belle Époque, si stava precipitando verso la prima guerra mondiale, gli imperi centrali d'Europa erano in grave crisi, ci sarebbe stata la rivoluzione russa. Allora, in quel mondo lì tutti si occupavano di tantissimi problemi, ma nessuno, tranne una ventina, una trentina di persone del mondo, si occupava di capire con che velocità viaggia una particella di luce emessa da un elettrone. Ragionando però su questi elementi, cioè cercando di evitare contraddizioni, cioè di evitare di finire in un disastro, quel gruppo di pensatori fu costretto a delle scelte drastiche. O finivi in contraddizioni con la tua stessa teoria, e questo non è accettabile dal punto di vista scientifico, o dovevi cambiare le ipotesi di partenza. E questo è quello che successe. Però guardate, è come se quello che è successo con Einstein, con la concezione del tempo di Einstein e con la relatività speciale, io lo paragono alcune volte, adesso non ricordo il titolo, bisogna che lo ricostruisco. Ho visto dei film, ma ce n'era uno in particolare in cui c'è un eroe inseguito da nemici, non ricordo se era un cartone animato o un film hollywoodiano, e arriva fino al baratro e i nemici ormai non gli danno scampo. E tu sei lì che tremi per lui e lui si butta nel baratro perché non ha altre
possibilità, ma buttandosi nel baratro, anziché sfracellarsi al suolo, di colpo vola, no? Una fiction, un film carino. Ecco, Einstein fa la stessa cosa. Cioè, Einstein, per spiegare cosa succedeva nel mondo delle particelle elementari, attenzione, apro una piccola parentesi, quando prima parlavamo del senso del tempo, io mi riferivo al senso del tempo per gli abitanti del pianeta Terra che si muovono sul pianeta Terra. Questi signori invece stavano cercando di capire cos'è il tempo per particelle elementari, per oggetti minuscoli che abitano angoli minuti della realtà. Quindi una zona del reale che non era mai stata esplorata prima. Non era mai stata esplorata prima. E l'arroganza di pensare che il nostro senso del tempo sia lo stesso, cioè quello che ci ha permesso di abitare il pianeta Terra, sia lo stesso che vale nelle minute distanze subnucleari, è ingiustificata. Nessuno ci dice che il senso del tempo che abbiamo noi umani, che è stato sviluppato per vivere sulla Terra, sia lo stesso che vige, segua le stesse regole che vigono su quelle distanze infinitesime. Io sono una persona di 1,80 m, 80 kg, e gli elettroni sono particelle minuscole, infinitesime, piccolissime. Io viaggerò, se vado su un jet alla velocità massima di 1000 km all'ora, se fossi un astronauta viaggerei a 28.000 km all'ora, e queste sono velocità ridicole per quelle che, no, tipiche di questi oggetti, che essendo così piccoli, essendo così minuti, viaggiano a decine o, in alcuni casi, 100.000 km al secondo. Quindi, vedete, atto di arroganza. Il tempo per quella realtà non è detto che sia lo stesso, che segua le stesse regole del tempo della nostra realtà. Conclusione. Per spiegarsi quello che succedeva su queste distanze, Einstein dovette cominciare a dire: il tempo è una cosa diversa. Il tempo in quel mondo si comporta in una maniera totalmente diversa da quella a cui siamo abituati. Intanto tempo e spazio sono la stessa cosa. Questa è già la prima cosa che ci turba, ci mette in crisi. È come se fosse un oggetto che tu lo tiri da una parte, lo allunghi da una parte e si accorcia dall'altra. Il tempo si contrae, lo spazio si dilata. Cose che, perché ci suonano così strane? Perché non le vediamo. Perché noi non abbiamo mai viaggiato a 250.000 km al secondo. Se avessimo viaggiato a 200.000 km al secondo, noi avremmo fatto esperienza di queste cose. Ma siccome ci muoviamo a velocità ridicole rispetto alla velocità della luce, per noi il tempo è fisso. Per un oggetto che si muove ad alta velocità, per quell'oggetto il tempo scorre molto più lentamente. Se io potessi muovermi ad altissima velocità, io guarderei sul mio orologio passare 1 minuto, ma le persone che stanno ferme, che non sono venute con me a muoversi a quella velocità, per loro potrebbe essere passato 10 anni. Il tempo per oggetti che si muovono a grande velocità cambia ritmo, cambia velocità, diventa molto più lento. Se vai alla velocità della luce il tempo si ferma, il tempo si ferma. Quindi vedete, la prima rottura che ci disturba e che ci dà fastidio perché dice: ma com'è possibile? Ripeto, dobbiamo accettare che le cose che vigono nel nostro mondo quotidiano possono avere un comportamento del tutto diverso in un mondo che noi non abbiamo mai esplorato, le cui caratteristiche sono del tutto anomale. È del tutto anomalo che ci sia della materia che si muova a velocità così elevate e non dobbiamo stupirci che quando questo succede, quelle velocità così elevate comportino questo tipo di trasformazioni. Ma qui non è finita ancora. Diciamo, la relatività speciale di Einstein, che pure fu una rivoluzione, diciamo, enorme,
fu niente rispetto al passo successivo, cioè quello che a partire da questa prima rottura si sviluppò qualche anno dopo, quando Einstein cominciò a ragionare su il tempo e lo spazio, sulle grandi distanze cosmiche. Vedete, i due estremi, no? Cioè noi siamo qui in una terra di mezzo, oggetti di 1,80 m, 80 kg, che vivono 80 anni, 100 anni magari, speriamo, no? E dall'altro estremo oggetti minuscoli che sono di 10 alla meno 18 metri, veramente piccoli, bisogna mettere un 1 sopra e 18 zeri, 1 con 18 zeri sotto, minuscolissimi, no? Che vivono frazioni di secondo in alcuni casi. L'altro estremo, oggetti mostruosi, mostruosamente grandi, le galassie, l'intero universo, gli ammassi di galassie, oggetti che sono grandi 10 alla 18 metri, cioè da sopra 1 e 18 zeri a seguire, mostruosamente grandi. Il tempo nelle dimensioni piccolissime ha caratteristiche anomale e il tempo nelle dimensioni enormi delle grandi distanze cosmiche ha caratteristiche anomale. E quali sono queste caratteristiche? Qui la sorpresa è ancora più grande. E fu una sorpresa per Einstein, una cosa che io, quando la gente dice ma questi concetti sono difficili, io capisco perché sono difficili anche per noi, erano difficili anche per il suo inventore, che è una delle menti più brillanti di tutti i tempi. Cosa scopre Einstein? Scopre che spazio-tempo sono la stessa cosa, l'aveva capito già con la relatività speciale, cioè sono collegati fra loro, sono intimamente collegati, non li puoi spezzare, sono la stessa cosa. La seconda cosa che capisce che spazio-tempo interagiscono con massa-energia, cioè che succede? Succede che se io ho qui il Sole, no? Il Sole è una grande massa e per noi fisici una grande massa è una forma di energia concentrata che chiamiamo massa. È una stella, una grande stella. Questa grande stella ha un effetto sullo spazio-tempo circostante. Lo deforma, come se noi ponessimo un oggetto pesante su una rete di letto morbida, no? Si formerebbe una buca. Ecco, questo fa la grande massa, deforma lo spazio-tempo. Ed è un meccanismo complicato perché la massa deforma lo spazio-tempo deformato fa girare la Terra intorno al Sole. Come io se lancio in una buca fisica, materiale, una pallina, questa fa un giro dentro la buca. Ecco, la Terra si trova nello spazio-tempo deformato dal Sole e gira intorno al Sole. Massa e energia deformano lo spazio-tempo, cioè lo distorcono, lo fanno cambiare e lo spazio-tempo deformato dice alla massa e energia come muoversi. Vedete, qui veramente si comincia ad andare nel difficile. Non modifica solo lo spazio, anche il tempo. Quello che Einstein dice con la relatività generale è che quando c'è una forte concentrazione di massa e di energia, intorno lo spazio-tempo è deformato, si incurva. Vedete, è l'opposto di quello che diceva Newton o che diceva Kant, no? Vedete, è l'opposto. Si parlava di spazio assoluto e di tempo assoluto. Quindi l'idea dei fisici classici, 600, 700, 800, e anche l'idea naive che abbiamo oggi, è che c'è lo spazio imperturbato, il tempo imperturbato e gli avvenimenti che succedono, la Luna trae il Sole, la Terra trae la Luna, il Sole attrae la Terra e così via, no? Cioè, come se ci fosse un teatro in cui avvengono i fenomeni fisici e il teatro non partecipa. Il teatro è un luogo fisico, lo spazio, e in cui c'è un clock, l'orologio, non partecipa. E gli avvenimenti avvengono in questo spazio e in questo tempo. Non è così, non è assolutamente così. Quello che ci dice la relatività generale è che spazio-tempo e avvenimenti si modificano a vicenda, cioè l'orologio unico di
Newton si spezza, si spezzetta. Ogni punto dello spazio ha un suo tempo. Cioè, vicino a un grosso oggetto, il tempo scorre a una velocità diversa dello stesso tempo a una certa distanza. L'orologio unico universale di Newton si frammenta in una miriade di orologi, ancora più complicato. Questi orologi non sono fissi, cioè ticchettano, ma il loro ticchettio dipende da tutto quello che succede in tutto il resto dell'universo. Cioè, se si avvicinano delle grandi masse, il loro ticchettio rallenta. Se si allontanano delle grandi masse, il loro ticchettio aumenta. Quindi, vedete, fa girare la testa. È una concezione in cui lo spazio-tempo si frantuma in una miriade di orologi locali. Ad ogni spazio corrisponde un particolare ticchettio, il quale però non è fisso una volta per tutte, ma dipende dalla distribuzione di massa e energia che c'è intorno. Quindi vedete, concetti del tutto diversi da quelli a cui siamo abituati, e per questo facciamo fatica. Facciamo fatica perché non abbiamo mai avuto esperienza di questo tipo. Ma faceva fatica Einstein. Facciamo fatica anche noi fisici moderni dopo 100 anni. Ancora più sorprendente quello che scopre Einstein, e anzi non lo scopre lui, glielo fa notare un giovane scienziato, che in realtà era anche un prete, Georges Lemaitre, che prende le sue equazioni e le porta avanti, le sviluppa e trova una soluzione che dipende dal tempo. E dice, vabbè, cosa vuol dire che dipende dal tempo? Vuol dire che lo spazio-tempo non è sempre esistito. Lo sconcerto per questa cosa fu talmente grande che voi immaginate che quando Lemaitre andò da Einstein, ed era giovane, e Einstein era già un grandissimo scienziato, e gli disse, maestro, dia un'occhiata a questi conti, probabilmente ho sbagliato qualcosa, mi risulta questo. E lui fece il controllo e non trovò nessun errore, non c'era nessun errore, i conti erano corretti. E disse, caro Lemaitre, i conti sono giusti, ma la conclusione è abominevole. Guardate, Einstein che rifiutava le conclusioni della sua teoria, per farvi capire quanto sia difficile impadronirsi di questi concetti. Cosa diceva Lemaitre? Diceva che lo spazio-tempo non è sempre esistito. Oggi sappiamo il Big Bang, sappiamo che tutto è nato 13,8 miliardi di anni fa. Allora sappiate, 100 anni fa, poco più di 100 anni fa, le più grandi menti del pianeta inorridivano all'idea che l'universo avesse avuto un'origine. Erano ancora prigionieri dell'ipotesi aristotelica, cioè che l'universo è eterno e immutabile. Guardate, la scienza ha cambiato spesso il punto di vista. L'esempio più eclatante, Copernico, Galilei, no? Non è il Sole che ruota intorno alla Terra, ma è la Terra che ruota intorno al Sole. Ma anche questi cambiamenti che pure hanno segnato l'umanità non sono così radicali e drammatici come questo, no? Cioè l'idea rimaneva comunque implicitamente l'idea che l'universo era un qualcosa di eterno, no? Di immutabile, manteneva un po' di quella perfezione aristotelica che era originaria. Ecco, Lemaitre ti dice no, non è così. L'universo ha avuto un inizio. Lo spazio-tempo è nato insieme alla massa-energia. Guardate, è una cosa meravigliosa, perché oggi sappiamo che spazio-tempo, cioè se uno oggi se vi dovessi dire che cos'è l'universo, o se vi dovessi dire ora vi insegno come si fa un universo, non vi potrei dare gli ingredienti, ma vi posso dire sono 2 ingredienti soli. Sono spazio-tempo e massa-energia, mescolati bene assieme. È un impasto di 2 soli ingredienti. Spazio-tempo, massa-energia, ben mescolati, ecco qua un universo. Questa cosa era scandalosa, era sconvolgente, e ci vollero gli studi di Hubble che vide con i telescopi che tutte le galassie si allontanavano indefinitamente, e decenni di studi ulteriori prima di accettare l'idea
che lo spazio-tempo ha avuto un'origine. Quindi, vedete, il tempo è intrecciato allo spazio. Già questo ci fa vacillare. E in più, spazio-tempo ha avuto un'origine. Cioè, è nato, cioè, ci viene, vedete, ci viene abbastanza semplice immaginare che c'è il Big Bang e nasce la materia, no? La vediamo, magari pulviscolo, nasce la materia, ci arriviamo. Però abbiamo sempre il pregiudizio di pensare che lo spazio c'era già e il tempo c'era già. Tant'è vero che diciamo cosa c'era prima del Big Bang, no? Cosa c'era? Cioè c'era uno spazio e prima, cioè c'era già un orologio che etichettava prima ancora che ci fosse l'universo. Non è così. Oggi sappiamo che spazio-tempo, lo spazio e il tempo sono nati insieme alla massa-energia e questo costituisce il nostro universo. Ecco che ci avviciniamo al punto cruciale. Spazio-tempo è un componente materiale. Noi tutti siamo abituati a considerarlo una struttura quasi concettuale, no? Lo spazio senza niente dentro, il tempo senza avvenimenti, ci sembra una cosa astratta, va bene? In realtà non è così, è il contrario. Lo spazio-tempo, dice la relatività generale, nasce insieme alla massa-energia, sono due componenti materiali. Il nostro universo materiale è fatto di queste due cose. È materiale la massa-energia, ma è materiale anche lo spazio-tempo. E come facciamo a esserne sicuri? Ci sono infinite prove. Vedete, io se do un colpo a questo tavolo, avete sentito il rumore che ha fatto. Perché avete sentito il rumore? Perché io ho dato energia, ho colpito con la mano, con una certa velocità, una massa, questo tavolo che ha vibrato. E vibrando ha compresso l'aria e l'aria compressa ha fatto un suono che voi avete trasformato, il vostro orecchio ha trasformato nel suono abituale. Se io ora faccio così, cioè colpisco con la stessa energia lo spazio-tempo, qui intorno abbiamo lo spazio-tempo. Vedete, non succede niente, non sentite niente. Sentite un pochino il rumore delle mie mani, no? Perché non sentite niente? Dice, perché lo spazio-tempo non è una struttura materiale. No, falso. È una struttura materiale ma molto rigida. Cioè, per sentire il rumore che fa lo spazio-tempo percosso, bisogna percuoterlo con un'energia infinitamente superiore a quella che io posso esercitare sul tavolo. E come si fa a sentire la percussione dello spazio-tempo? L'abbiamo sentita 5 anni fa, quando due buchi neri giganteschi si sono incontrati fra di loro, fusi in un unico oggetto. Quel colpo di maglio, infinitamente più potente di quello che io posso generare col mio pugno sul tavolo, ha fatto risuonare lo spazio-tempo. Vedete? Quello spazio-tempo lì è un oggetto materiale perché vibra, come se io butto un sasso in uno stagno. Il sasso fa le onde nell'acqua. L'acqua è un componente materiale. I buchi neri che si sono avvinghiati fra loro hanno formato onde, cioè hanno trasportato energia a distanze incredibili, a 1.400.000.000 di anni luce. Quindi non è una teoria astratta, una concezione teorica, è una teoria verificata sperimentalmente. Lo spazio-tempo contiene energia e la può trasportare. Noi usiamo tutti i telefonini, siamo abituati, no? Se c'è campo, vedete, c'è campo elettromagnetico, possiamo parlare. Che cos'è il campo elettromagnetico? È energia immagazzinata nello spazio, energia elettromagnetica, che noi facciamo vibrare quando parliamo a un cellulare attraverso l'antenna e le onde che vengono trasmesse per questa vibrazione raggiungono i nostri amici, noi possiamo chiacchierare. L'energia che trasporta la nostra voce è l'energia immagazzinata nel campo elettromagnetico. Il campo gravitazionale è qualcosa di molto simile, no? È qualcosa che non si vede, neanche il campo elettromagnetico lo vedete, no? Ma se non c'è campo elettromagnetico, se siete in un garage o in un posto schermato, non parlate. Ok?
Lo spazio-tempo è una struttura materiale analoga, che contiene energia, che può vibrare, che può oscillare, che può trasmettere a grande distanza. Qual è la differenza? Che è molto più rigido, è molto rigido, è un oggetto estremamente rigido, quindi per sentirlo vibrare e oscillare devi colpirlo con un'energia mostruosa. E fino a pochi anni fa non eravamo neanche sicuri che si potesse far oscillare. Perché siamo riusciti a vedere le oscillazioni dello spazio-tempo e quindi ad avere una prova inequivocabile che è una struttura materiale? Perché si sono fusi due oggetti, anche qui, previsti dalla teoria di Einstein, ma ai quali i fisici non credevano, che pensavano fossero solo curiosità matematiche, no? I buchi neri. Cosa sono i buchi neri? Buchi neri sono oggetti molto compatti. Prendete, che ne so, Milano, il diametro di Milano grande, no? Compresi l'Interland, e mettete in quel diametro della città, metteteci la massa di 30 soli. Il Sole, avete idea, è una cosa mostruosamente grande. Bisogna comprimere quella massa e schiacciarla in una sfera che ha le dimensioni di Milano, di Roma, di una grande città. Allora quello diventa un buco nero. Perché non ci credevano i fisici, gli scienziati? Perché lo stesso Einstein pensava che fosse curiosità matematiche ma non oggetti reali? Perché fino a che non si sono, fino abbastanza recentemente, diciamo fino agli ultimi 40 anni essenzialmente, non c'erano meccanismi che permettevano alla materia di rimanere compatta in quelle dimensioni. Cioè nessun meccanismo conosciuto permetteva alla materia di essere così compattata, cioè di mettere la massa di 30 soli in un diametro così piccolo, no? I buchi neri compatti sono oggetti piccoli sul piano astronomico. La Luna è un oggetto molto più grande. Cioè un oggetto di 100-200 km di diametro è un corpo celeste minuscolo, no? Perché si chiamano buchi neri? Si chiamano buchi neri perché sono talmente densi, la gravità è talmente forte che io, se qui per esempio ora lancio questa bottiglia, non lo faccio perché sennò faccio danno, la bottiglia ricade sul palco, se lancio un sasso ricade sul prato. Noi siamo abituati, no, che lanciamo verso l'alto qualcosa e ricade sulla terra. La forza di attrazione gravitazionale è forte a sufficienza da richiamare questo oggetto. Ecco, se però accendiamo un laser o una pila o una lampadina, non vediamo il fascio di luce ritornare verso terra, perché la forza di gravità non è robusta a sufficienza da permettere alla luce di tornare indietro. Nei buchi neri invece questo succede. Cioè i buchi neri, se io per assurdo potessi essere lì e sopravvivere, non si sopravvive vicino a un buco nero, ma supponiamo per assurdo, io la luce la vedrei incurvare e ripiegarsi e tornare su se stessa esattamente come un sasso. E siccome la luce non può sfuggire, li chiamo buchi neri perché non esce luce da questo oggetto. Allora, questi oggetti esistono, ne esistono a decine. Questa è stata una sorpresa, questa sì degli ultimi 10 anni, 5 anni, no? Fino a 30-40 anni fa non si sapeva se i buchi neri esistevano, poi hanno cominciato a osservare le prime evidenze di oggetti che assomigliano ai buchi neri. Poi si sono viste le collisioni fra buchi neri e se ne contano a decine. Poi si è scoperto che in realtà al centro di ogni grande galassia ci sono questi oggetti mostruosi, anzi, per esempio al centro della nostra galassia, la Via Lattea, c'è una zona piuttosto grande occupata da questo mega buco nero che si chiama Sagittarius A, che pesa 4 milioni di masse solari, cioè un oggetto nero che assorbe tutto quello che gli gira intorno, da cui non esce luce, che pesa 4 milioni di soli. Non so se avete visto qualche tempo fa una fotografia ricostruita mettendo insieme le informazioni di decine di telescopi, di radiotelescopi, di M87, che è un buco nero al centro di una galassia che dista da noi 50 milioni di anni luce.
E questo oggetto pesa 6 miliardi di masse solari, 6 miliardi. Ha dimensioni, il suo orizzonte degli eventi, si chiama così la zona oltre la quale, diciamo, nulla sfugge all'attrazione gravitazionale, occuperebbe tutto il sistema solare fino a Plutone, tanto per darvi un'idea delle dimensioni. Ecco, questi oggetti in cui la gravità raggiunge questi valori deformano lo spazio-tempo circostante a un livello mostruoso. Diventa il tempo vicino a un buco nero così lento, no? Se uno paradossalmente potesse avvicinarsi all'orizzonte degli eventi, standone alla larga, quel tanto che gli permetterà di non essere assorbito, e passare vicino all'orizzonte degli eventi una certa quantità di tempo, il tempo per lui rallenterebbe al punto che potrebbero passare anni e forse secoli per chi non fa questa esperienza. Mi seguite? Alcuni film hanno sviluppato questi, non a caso Kip Thorne era il consulente di Interstellar. Kip Thorne è lo scienziato che ha preso il premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali, uno dei più importanti teorici di buchi neri e studiosi di buchi neri. Quindi vedete, queste che sembravano teorie astruse, in realtà hanno oggi conferme scientifiche incredibili. E vedete, la cosa che mi fa ancora più impressione è che se uno immagina ora cosa c'è dentro un buco nero, no? Attenzione, lì la materia non può stare nelle forme aggregate che conosciamo. Quindi dovete immaginare che sia vuoto denso di energia. E le teorie attuali dei buchi neri dicono che tutta la massa dei buchi neri non è uniformemente distribuita, ma è concentrata nel punto centrale. Quindi 6 miliardi di masse solari concentrate in un punto. Ecco lì, vedete, la densità cresce a dismisura e si apre la voragine del tempo che rallenta a dismisura, si ferma. Vedete, dentro i buchi neri, al centro dei buchi neri, il tempo si ferma. E la cosa che mi fa rabbrividire è che se pensiamo un attimo alla nostra concezione del tempo, a quella idea di tempo regolare e periodico, basata sul fatto che siamo qui da 4 milioni di anni, a osservare questo andamento regolare che ci sembra eterno, no? Dell'alternarsi del giorno e della notte, dei pleniluni e delle stagioni. Quindi questo sistema di trottole meravigliose, quelle che incantavano mio nipotino Jacopo e la cui interruzione aveva fatto paura a mio nonno Emilio, tutto gira nella nostra galassia attorno a questo punto centrale. Il tempo, la nostra concezione del tempo, è imperniata su un punto in cui il tempo non esiste. In quel buco nero al centro di Sagittarius A, intorno a cui ruota tutta la nostra galassia, in quel punto che regge il tempo, in quel punto intorno a cui il tempo si organizza, non c'è il tempo. No? Come se rivivessimo in qualche forma gli antichi miti. Mi avvio alla conclusione con altre due storie. Queste sono una tratta dalla letteratura costruita e una vera, che hanno a che fare con come usare il tempo. Le ho trovate emblematiche, istruttive, importanti e le voglio condividere con voi. La prima storia è una storia di Borges, il grande scrittore argentino, nella raccolta Finzioni, Il miracolo segreto, è un piccolo racconto che parla di un drammaturgo che nel 1939, sotto occupazione tedesca dell'Austria, a Vienna, a Praga, come spesso fa Borges, diciamo, il drammaturgo aveva scritto molte opere sul tempo, no? E quindi lui costruisce il personaggio. Il drammaturgo si chiama Sławomir Hladík e scrive un testo di contrasto all'Anschluss, cioè all'invasione, all'annessione dell'Austria da parte della Germania di Hitler,
e quindi appena i tedeschi occupano la città viene imprigionato e viene processato e condannato a morte. L'esecuzione avverrà l'indomani. E lui, il suo cruccio principale è che non ha finito la sua opera più importante, ha bisogno di tempo per finire la sua opera più importante. E allora prega Dio che gli dia questo tempo, ma nella notte insonne che precede la fucilazione sembra che nessuno l'abbia ascoltato. E quindi lui si avvia alla mattina dell'esecuzione nel cortile di questa caserma, il plotone è già schierato, l'ufficiale alza la baionetta per dare l'ordine e lui aspetta i colpi, sta piovigginando, una goccia di pioggia gli cade su una guancia, c'è un'ape che è vicino al muro, lui è rassegnato a finire e di colpo tutto si ferma. L'ape rimane congelata vicino al muro, la sua ombra fissa, la goccia non cade più e i proiettili non arrivano. E allora lui capisce che è stato esaudito, che il suo desiderio è stato esaudito. E quindi mentalmente finisce la sua opera. E sarà un anno di tempo per lui, quello che gli ci vuole per finire l'opera. Per lui passerà un anno. E quando avrà scritto l'ultimo attributo dell'ultima frase, la scarica lo colpirà e morirà. L'altra storia che vi voglio raccontare è una storia vera, è un musicista, un grande musicista, Olivier Messiaen, che viene fatto prigioniero nella Seconda Guerra Mondiale, in campo di concentramento, lui è un grande musicista, e vive nella disperazione di vivere gli ultimi giorni della sua esistenza, un campo di prigionia, Polonia, inverno freddissimo, gente che muore come mosche, affamata, il freddo, il gelo, le esecuzioni, la disperazione più totale. E lui cosa fa? Scrive un pezzo di musica, scrive il quartetto per la fine del tempo, immaginava che il tempo fosse finito. E la cosa ancora più importante, lo esegue per questi 15.000 prigionieri assiderati con strumenti di fortuna, con 3 musicisti anche loro internati, ed esegue la sua opera. Ecco, perché vi racconto queste storie? Vi racconto queste storie perché le ho trovate meravigliosamente emblematiche, evocative di un'antica questione. Come usare il tempo? Ecco qui, no? Il tempo di Hladík, che era quel secondo che gli restava prima che i proiettili, e che lui ha immaginato fosse lungo un anno, no? O forse è stato lungo un anno veramente, non lo sapremo mai. O il tempo sospeso di Messiaen, utilizzato per fare cose belle. Il tempo, lungo o corto che sia, diciamo, che ognuno di noi ha, non dimenticatelo mai, ci è stato regalato. Non abbiamo pagato per avere questo tempo, no? Non lamentiamoci se è più lungo o più corto di quello che vorremmo, è sempre più corto di quello che vorremmo, qualunque sia questo tempo, ma usiamolo bene. Ecco, l'insegnamento che vorrei trarre da queste ultime storie è di usare bene il nostro tempo, producendo bellezza, costruendo cura, avendo cura dei nostri simili, della nostra comunità, avendo cura degli equilibri fragili di questo nostro pianeta, avendo cura di noi stessi, dei nostri cari, degli sconosciuti, di tutto questo pianeta. Grazie. Grazie a Guido Tonelli che ci aveva conquistati nell'ultima edizione e ancora abbiamo chiesto di tornare per concludere questa. A febbraio abbiamo voluto provare a programmare l'Esistere, dopo il lungo periodo in cui tra le tante cose, una di quelle che ci sono mancate di più è stato poter fare programmi. Siamo partite convinte, consapevoli che saremmo stati in forze fino all'ultimo, ma vi confesso che quando ci siamo trovate a gestire la complicata faccenda delle prenotazioni con la metà dei posti e in giornate piovose in cui il meteo metteva
pioggia, in questo weekend, eravamo piuttosto demoralizzati, tanto che fra di noi abbiamo detto: sai cosa c'è? La rinominiamo Desistere. Poi invece il tempo è stato clemente, guai a chi si lamenta per il caldo, non è piovuto, gli autori sono venuti tutti e c'eravate voi. E dunque la magia si è ripetuta, quella sensazione straordinaria di trovarsi tutti insieme di nuovo e ad ascoltare incontri come quello di questa sera, di cui ammetto che ho capito poco. Però domani magari ci fa un ripassino, per favore. Però è meraviglioso sentire dove la mente umana può arrivare, cosa la mente umana, non la mia purtroppo, ma cosa la mente umana può arrivare a comprendere, a concepire, per cui se nei giorni da questi incontri poi si esce più ricchi comunque. E se nei giorni in cui eravamo un po' avviliti ci avessero detto che sarebbe andato tutto così bene, che sarebbe stata l'edizione più bella di sempre di Resistere, non ci avremmo sicuramente creduto, e invece che dire ce l'abbiamo fatta. Per strada non fate che ringraziarci, ma siamo noi che ringraziamo voi per apprezzare così tanto il frutto dei nostri sforzi, dandoci così la carica necessaria. La cosa più ardua per realizzare un'iniziativa come questa è trovare i fondi, anche perché difficilmente per un'azienda c'è un ritorno economico in un investimento culturale. Dunque, quando ringraziamo i nostri sponsor, nominandoli uno a uno, stiamo ringraziando delle persone che hanno creduto nell'importanza di resistere e che quando siamo andate a chiedere ci hanno detto di sì. Grazie dunque a AGB, grazie a Sind, grazie a Mediolanum, a Baxi, a Manfrotto, grazie a Quake, a Mevis, a Olnex, a Fondazione Banca Popolare di Marostica, a Volksbank, a Mubre e a CMP. Grazie anche a Leucos per le bellissime lampade JJ che hanno adornato il nostro palco in questa edizione. Ringraziamo tutti coloro che insieme contribuiscono alla magia di Resistere, la città con queste magnifiche sedi e il nostro assessore alla cultura Giovanella Cabion, gli editori, i tecnici, i volontari, guardate che belli che sono. Il fotografo. Ma quest'anno lasciateci fare un ringraziamento speciale, perché per noi tre è stato bello e importante vedere quei tipi lì, sono un po' in giro, in piedi tutte le sere dopo una giornata di lavoro in libreria. Coloro che ci sopportano tutti i giorni. L'anima e il corpo di Palazzo Robetti. I nostri magnifici collaboratori. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Ci vediamo il prossimo anno allora, grazie.